grandi eventi e come sempre grande competenza organizzativa. Il Veneto, dopo aver ospitato nel settembre scorso i mondiali pre-juniores maschili, si prepara ad organizzare nuovi grandi eventi a carattere nazionale ed internazionale. All'ultima consulta regionale era presente anche il consigliere nazionale Bruno D'Ares. Il Movimento Veneto è un grandissimo movimento che ha un grande riconoscimento sia operativo che tecnico che politico a Roma presso la federazione. Il mondiale l'anno scorso ha dato una grande immagine della nostra organizzazione, i numeri di tesserati, i vari campionati che produciamo, credo che assolutamente sia una delle primissime realtà pallavolistiche. Iniziamo allora a capire quali saranno i grandi eventi in Veneto. Il primo grande appuntamento sarà la finale nazionale di Under 14 femminile, assegnata al Comitato Provinciale di Padova. Sarà dal 26 al 30 maggio 2010, verrà fatta orientativamente appoggiandosi al bacino aponense di Selvazzano, con finale probabilmente a Padova. Adesso vediamo se Palanetta o Palalì, a seconda di quale è disponibile. Saranno 21 le squadre che verranno ospitate, una in rappresentanza di ogni regione. Verranno disputate 72 partite e ci sarà il meglio della pallavolo femminile a livello giovanile. E dal termine dell'estate l'altro grande evento saranno i mondiali maschili, che faranno tappa a Verona. 25, 26, 27 sono le date, a settembre ovviamente 2010. Si giocherà al Palolimpia, alle ore 16 una gara, alle ore 21 la seconda. Le 4 squadre sono Brasile, Cuba, Spagna e Tunisia, forse il girone migliore, forse il girone più invidiato di quanti, il primo girone. Logicamente ci aspettiamo il pienone. A proposito di mondiali di settembre ed ottobre, un evento straordinario per tutto lo sport italiano, la Consulta Veneta ha denunciato il colpevole ritardo e la disorganizzazione attuale della Federazione Nazionale. Il collo organizzatore non sta attivandosi in maniera corretta, in quanto siamo, secondo il mio modesto parere, abbastanza indietro sia sull'organizzazione ma soprattutto sulla pubblicizzazione dell'evento. Infatti oggi noi abbiamo un punto all'ordine del giorno dove stiamo discutendo anche sulle modalità di intervento come Regione Veneto per tentare di fare qualcosa di più di quello che si sta facendo, soprattutto alla luce di tutte le prossime attività regionali che ci saranno, proprio per tentare di pubblicizzare maggiormente questo importantissimo evento. All'interno della Consulta Veneta, che si riunisce ogni 2 mesi circa, alla quale partecipano i presidenti provinciali, il presidente regionale ed il suo vice, c'era anche Pino Mazzon, presidente del Trentino. La collaborazione che c'è da moltissimi anni con il Comitato Veneto non si limita soltanto all'attività strettamente sportiva, quella giocata, quella della palestra, ma trova anche un collegamento di carattere, diciamo, più ampio e politico-organizzativo. Oggi c'erano alcune questioni in campo e hanno ritenuto di chiedere anche il mio parere e abbiamo condiviso alcune scelte che presenteremo al Consiglio federale. E fra gli argomenti e proposte trattati c'è l'intenzione di istituire un campionato giovanile di eccellenza. Abbiamo fatto un salto culturale importante perché con tutte le province abbiamo concordato che dalla prossima stagione sia nel settore maschile sia nel settore femminile verrà istituito e partirà quindi il campionato di eccellenza maschile e femminile riservato alle 12 migliori realtà del Veneto, suddivise. Adesso stiamo verificando la quantità a livello provinciale e che quindi dovrebbe portare un aumento certamente qualitativo delle gare e quindi anche del miglioramento quindi tecnico complessivo di tutto il nostro movimento.